È quasi una cosa ridicola questo decreto spazzacorotti, probabilmente è stato fatto con grande superficialità. È fortemente perplesso il presidente regionale Umpli Giovanni Folador sugli obblighi del decreto spazzacorrotti, che impone tutta una serie di adempimenti ritenuti gravosi per le pro loco. Si parla di tener conto del volontariato, che è una delle cose più importanti che abbiamo in Italia e nel Veneto. E il terzo settore ha un sostegno non da poco per tutto quello che riguarda la società, e ci sono continue nuove norme che lo mettono in forte difficoltà. Quanto richiesto dalla spazzacorrotti diventa quindi un ulteriore adempimento burocratico che grava pesantemente sulle piccole e piccolissime associazioni. Io posso capire perché l'intenzione dello spazzacorotti può essere una cosa importante di controllare, ma bisogna farlo a certi livelli. Cioè, una proloco, dico la proloco di Combai, ma come tutte le proloco qui attorno, dovrebbero, in base a questo, trovare una società di revisione e certificare i bilanci con costi insostenibili, cioè cose che non stanno né in cielo né in terra. Una pro loco sarebbe quindi soggetta a tutta una serie di gravosi adempimenti di trasparenza e di certificazione di bilanci che farebbe aumentare costi e burocrazia. È un decreto inapplicabile, o se rimane tale ed è l'interpretazione quella che hanno dato tutti, vuol dire che queste piccole associazioni, soprattutto nei paesi, eccetera, o chiudono o non so che altra via ci possa essere.